Ciao ed eccoci qui per l'inizio di un nuovo vlog. Allora, prima di tutto volevo dirvi che se vi interessa qui sotto c'è il tastino rosso per iscrivervi al canale ed è gratuito. Iniziamo con quello che vi racconto. Allora, sono passata in farmacia a prendere un po' di maschere. Ne ho prese 30 e ne ho pagate 15 euro. Poi questa mattina, no, era più o meno l'1:30, sì, le 13:30, no, l'1:30 di notte, ma alle 13:30, ho fatto un acquisto sul sito di Pinalli che in teoria dovrebbe arrivarmi questa settimana, per cui dovrei riuscire ad inserirlo in questo vlog. Non ho preso molte cose, ho preso 2 prodotti e non ho speso neanche molto. Ho preso una saponetta della Kiehl's e una spazzola che dovrebbe essere adatta per districare i capelli da bagnati, visto che è quello che faccio io, che di solito uso la spazzola da capelli bagnati per togliere i nodi. Questa spazzola dovrebbe aiutarmi a togliere i nodi senza spezzare i capelli. Vediamo quando mi arriva, ve la faccio vedere e vediamo come è fatta e poi vedremo nell'usarla se è vero oppure no. Nel frattempo sono andata ad Accadoro a fare un po' di spesa. Non ho speso molto, questa volta sono stata brava, sono rimasta sotto i 100 euro. Infatti ho speso 60,19 euro, che è scritto qui. Ho speso questi 60,19 euro e adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Era da un pezzo che non prendevo il Parmareggio formaggini, ma visto che adesso ritorna il periodo delle zuppe, ho deciso di prenderla. A proposito di zuppe, proprio oggi, se avete visto il vlog precedente con il svuota la spesa, avevo preso quella zuppa fatta alla zucca con l'aggiunta di castagne. Sì, anche no, non è che mi sia molto piaciuta. Infatti oggi c'era e non l'ho presa e ho preso dell'altro. Comunque, tornando sui nostri formaggini, per 1,55 euro ho preso i formaggini di Parmareggio per mettere proprio in queste zuppe. Per 9,45 euro ho preso questa spadellata di gamberi e zucchine. Sono già pronti, per cui o faccio la cena questa sera oppure domani a mezzogiorno, ma visto che sono già cotti forse è meglio utilizzarli questa sera, ma vediamo. Ma comunque dovrebbero essere buoni, li ho visti abbastanza invitanti, per cui li ho presi. Per 2,99 euro ho preso questo mix di funghi, o per condire una pasta oppure per farlo come contorno alla carne. Li ho presi. Per 1,50 euro una bottiglia da 1,5 litri di Coca Zero. Per 3,30 euro, sinceramente l'ho abbastanza pagato, ho preso questo minestrone leggero del marchio Zerbinati. E ho preso questo, però rispetto alle altre zuppe l'ho pagato di più. Infatti questa crema di zucchine e patate l'ho pagata 1,99 euro, per cui rispetto all'altro 1 euro e qualcosa in meno, e questa qui sarebbe crema, che è però del marchio Consiglia. Poi ho preso un altro minestrone del marchio Dimmi di sì, le zuppe fresche, minestrone di verdure per 2,39 euro. Ho preso questo latte da mezzo, che adesso inizia il periodo che faccio un po' di purè, per cui il latte mi serve, anche se sarebbe un po' grandina come confezione, che quasi preferirei prendere quello della Famila, che è più piccolo. Però visto che ero da Accadoro l'ho presa, ne ho prese 2 all'una 69 centesimi. Questa insalata tutti insieme per 99 centesimi. Rispetto, parlando del meteo, ieri erano 9 gradi, pioveva ed era freddo. Oggi sono 19 gradi e fa anche caldino. Visto che in teoria ho visto le previsioni che domani rimettono sole, ho preso anche la verdurina, così visto che non è proprio freddo va mangiata anche questa.
Sempre per 99 centesimi ho preso anche queste carote già tagliate, che sono quelle che adoro. Anni fa avevo preso il macchinario, quello che fa le carote così, però c'è il discorso che prima la carota deve essere fresca, per cui deve essere bella dura per riuscire a fare i pezzettini così, e poi devo stare lì a spingere per riuscire a fare uscire questo taglio, per cui preferisco prenderle già tagliate. Uno yogurt Müller per 89 centesimi, ho preso gusto vaniglia più mandorle, visto che in frigo ne ho già altri 3 e questo visto che ha la scadenza abbastanza lunga, per cui ho deciso di prenderlo. Allora, c'erano questi pezzetti di frutta esotica, io ho preso il cocco e l'ho pagato 1,99 €. Poi c'era l'ananas, un mix, ma mi ha ispirato a provare a prendere il cocco. Vi dico che il cocco è dall'anno scorso che non lo mangio, perché l'ho mangiato l'anno scorso al mare, poi non l'ho più preso, perché io una volta qui, che al supermercato, anche dal fruttivendolo, vendono le noci di cocco, però sono dure da rompere. Una volta ci ho provato e vi dico che ci ho rinunciato, perché mi sembra di aver rotto anche la punta del coltello da quanto dura era oppure io non sono capace di aprire le noci di cocco, per cui ho preferito provare a prenderlo già tagliato e vedere e provare ad assaggiarlo così, a riassaggiarlo così. Per 6,79 € ho preso questo pasticcio ai funghi porcini, e questo l'ho preso perché, parlando sempre del meteo, in teoria giovedì dovrebbe piovere, per cui se la giornata si rinfresca un po' c'ho il mio pasticcio bello caldo. Del marchio Cadoro Selezione ho preso questi ravioli che sono dei girasoli ai carciofi, li ho pagati 2,29 €. Una confezione di zucchero del marchio Saddam per 67 centesimi. Ho preso 2 confezioni di gran cereali, legumi, praticamente legumi croccanti e cioccolato. Li ho già assaggiati, sono buoni, per cui ne ho prese 2 confezioni, e queste qui li ho pagati all'una 1,75 €. Sempre restando in tema di biscotti con cereali, del marchio Cadoro, c'è scritto anche bio, ho preso questi cefrollini ai cereali e frutta secca, e questi qui invece li ho pagati 1,39 €. Questi non li ho mai assaggiati, infatti ne ho preso una confezione solo, ma mi assomigliavano molto ai gran cereali che vi ho fatto vedere prima, per cui ho deciso di provare anche questi. Batterie. Ho trovato queste batterie che ce ne sono dentro 6 e le ho pagate 8,80 €. Visto che adesso si avvicina anche il periodo di Natale e c'ho certe, per esempio anche là, per farvi un esempio, c'ho un alberello che lo sono preso l'anno scorso, che non va con la corrente, ma va a pile, c'ha quell'affaretto bianco che bisogna inserire le pile, per cui ho deciso, intanto me le preparo pronte, che se faccio fare l'anno scorso e tiro fuori giusto questo alberello, ho le sue pile per farlo funzionare. Ultimi 3 prodotti. Allora, in questa confezione c'è pancetta affumicata tagliata fine per 2,35 €. Ho preso 2 tomini del boscaiolo per 2,21 €. E per finire ho preso una robiola e l'ho pagata 2,81 €. Ok, per quanto riguarda questo svuota la spesa, sono arrivata. Vi ho fatto vedere quello che ho preso. Adesso devo un po' decidermi cosa fare di cena questa sera, perché ci avrei un po' di polenta avanzata di ieri e non sapevo se ci aggiungo qualcosa di fresco di quello che ho preso adesso, per cui pensavo quasi quasi di aggiungere, anche se forse non ci stanno insieme, però ci ho preso, visto i gamberetti sono quelli che mi danno più pensiero dell'idea di utilizzare.
ma comunque vediamo questa sera poi cosa combino per cena. Intanto vi lascio al resto del video e vediamo cosa succede questa settimana. Ed ecco qui il piatto preparato. Allora, praticamente questo qui sarebbe lo spiedo e la polenta che ho avanzato ieri sulla sagra della zucca, e senza gettarlo via me lo sono portato via e lo mangio questa sera. Nella polenta ho fatto fettine e ci ho messo sopra una sottiletta e lo scaldo a microonde, e questo a posto. Poi di qua sto per scaldare in padella anche i gamberetti che ho preso prima. Mi scoccia lasciarli lì fino a domani, sono curiosa di assaggiarli, per cui ho deciso di prenderli, di prepararli. Per quest'anno ho preso i primi ciclamini. Allora, questo grande ho speso 5 euro e speriamo che duri. Volevo tenerlo qui su questo angolino, mentre questo qui piccolino mi va bene messo nella finestra al posto del basilico, perché ormai il basilico comincia a rovinarsi. Qui in piazza Castelfranco perché ero incuriosita di andare a vedere qui nell'unico negozio di pelletteria che c'è nella zona, di vedere la nuova linea di I'm Not, se avevano quello che poteva piacermi. Se guardate sul sito di I'm Not fanno delle varie linee. A me piaceva la linea Instat, quella guardando sul sito di Venezia. Praticamente però i negozi avevano la borsa che poteva anche piacermi, niente da dirsi. L'unico problema è che non tengono il portafoglio. Ora gli ho chiesto, ma facendomelo arrivare, così prendo sia la borsa che il portafoglio. Mi ha risposto che non sa se in magazzino ci sia, per cui non mi assicura che il portafoglio di trovarlo. Per cui, per carità, non è il mio lavoro, per cui parlo un po' per cliente che aveva bisogno di un servizio. Ma se guardi sul computer come io che acquisto via internet, tu anche se sei azienda, se sei negozio, penso che guardando su internet puoi recuperare il prodotto, credo. E praticamente mi ha detto che non me lo consiglia, che loro hanno preso quello piccolo, e praticamente se volevo acquistare la borsa dovevo acquistare il portafoglio piccolo, per cui ci ho rinunciato ed eventualmente la prendo su internet se rimango convinta di questa borsa che mi piace. E su internet, sul sito, trovo sia la borsa che il portafoglio che voglio io, e ho visto che ci sono anche i pagamenti in contrassegno, che eventualmente se non voglio pagare via internet con la carta posso pagare in contrassegno quando ho il prodotto in mano, che quasi quasi a questo punto, perché è l'unico, un po' vi dico che sono un po' scocciata di questa faccenda, perché fino all'anno scorso c'era un negozio dentro i Giardini del Sole, che è un ipermercato, un centro commerciale con vari negozi. Fino all'anno scorso c'era un negozio che vendeva borse, e per cui di solito andavo a prendermela da loro, che tenevano proprio quello che piace a me, tenevano sia la borsa che il portafoglio, e riuscivo sempre a recuperare quello che mi piaceva. Però è successo che quest'estate l'hanno chiuso e di conseguenza in zona c'è rimasto solo questo. Per carità, quando ho dovuto prendere le valigie per i viaggi, ho avuto convenienza nel venire a prendere il prodotto in questo negozio, nel negozio che
di adesso, dove sono andata a vedere la borsa, anche sia per convenienza come prezzo, sia per convenienza come scelta, per cui lì niente da dire. Per le valigie mi sono sempre trovata bene fino ad ora, però è per le borse che non mi piace questo atteggiamento, o che prendi quello che c'è qui o che io non ti ordino niente. Cioè, mi sembra un po' sbagliato come ragionamento. Per cui adesso vediamo se decido di cambiare questa qui, che sarebbe del modello dell'anno scorso. Se decido di cambiarla, la prenderò su internet, mi guarderò meglio il sito, perché lì avevano tutte e quattro le stampe della linea Instant, per cui sono un po' tutte carine, però quella che mi aveva colpito di più era quella di Venezia. Però adesso vediamo se rimango della stessa idea o cosa, riguardo il sito, me le riguardo, riprovo perché quella di Venezia mi dava più l'idea di colori neutri, più adatti all'inverno, mentre le altre sono come questa. Vedete, anche questa qui ha quel punto di rosso che porta un po' via da colore neutro, mentre questa qui di Venezia che hanno fatto quest'anno, ho visto che c'è proprio la stampa neutra, c'è il disegno di Venezia, si vede, però non ci sono colori accesi, ci sono tutti colori spenti, diciamo. E adesso vediamo cosa combino. E a proposito, per quanto riguarda i viaggi, lo so che in questo periodo, e non so neanche se a Natale ci avrò il coraggio di andare a fare il solito giretto, per il discorso che mi viene l'ansia stare dentro un albergo, poi c'è il pensiero di non prendersi niente, e se poi gli altri hanno qualcosa che ti bloccano, c'è sempre, mi trovo un po' a disagio per questo discorso. Ma comunque ho visto che via internet è già uscito il nuovo catalogo dell'Abaco. Volevo andare a chiedere qui in agenzia se già ce l'hanno, però so che di solito prima esce via internet e dopo una quindicina di giorni lo si trova nelle agenzie, per cui, visto che in ogni caso per il momento non ho intenzione di prenotare niente, anche se vado a vedere in agenzia alla fine di ottobre se c'è, perché mi trovo meglio guardare i discorsi dei viaggi cartacei che guardarmi su internet, perché su internet passarmi tutto il catalogo mi ci vuole ore e mi annoio un po' sinceramente, mentre avendolo cartaceo mi sfoglio quelle 3 pagine un giorno, le altre 3 il prossimo giorno, per cui mi è più facile. Adesso però volevo un attimo aspettare per essere più sicura di trovarlo. Mi sono arrivati i 2 pacchi, questo mi è arrivato in 2 giorni, questo in un giorno, e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, su uno ho preso questa saponetta della Kiehl's, che è quella esfoliante body soap, che non è per me. Davide che utilizza queste saponette scrabbanti di Kiehl's, si trova bene e anche non ha la pelle che sia rossa. Però di solito le prendo quando sono in offerta, ma visto che sono rimasta con una sola, ho dovuto prenderne una, e nel frattempo aspetto gli sconti per poter prendere le altre. Poi del marchio Tangle Teezer mi sono presa questa spazzola. Allora, di spazzole, se guardate sia su Dagra che su Sephora che su Pinalli, ci sono di vari tipi, e ho deciso di provare questa perché è proprio indicata da usare sotto la doccia, praticamente a capelli bagnati, che dovrebbe districare i nodi senza spezzare troppo i capelli. Vedete che ha dei dentini più lunghi e dei dentini più corti. E a parte che di base io di questo marchio ho quella ovale piccola, quella senza manico, e che adesso è nella doccia ed è tutta sporca, per
cui non volevo farvela vedere, perché con il calcare rimane, visto che la tengo nella doccia, il calcare l'ha macchiata ed è macchiata di calcare, per cui tra virgolette era anche ora che provassi a prenderne una nuova. Comunque ho preso questa perché è proprio indicata da districare i capelli quando sono bagnati, che è quello che di solito faccio io. Poi di una cosa che sono contenta come campioncino è questo qui. Non avevo mai provato il nuovo profumo di Giorgio Armani My Way, e qui mi hanno dato il campioncino, per cui un campioncino ben arrivato. Di qua invece questi acquisti sono stati fatti, questi sul sito di Pinalli, questi sul sito di Douglas. Da Douglas hanno fatto 2 giorni che alcuni prodotti li hanno scontati, e praticamente questi 3 erano scontati del 20%, per cui ho deciso di approfittare dello sconto. Poi, come il discorso di prima, ho preso un'altra saponetta sempre della Kiehl's, ha lo stesso discorso dell'altra, è sempre scrabrante, solamente che questa è con la confezione, perché di solito a Natale fanno delle edizioni limitate che hanno questa confezione. Visto che da Douglas l'ho trovata di queste, ho preso questa, anche perché questa costa meno rispetto a quella, perché quella a prezzo pieno costa 15, questa a prezzo pieno costa 12. Io di solito prendo queste quando sono scontate e le pago 8 euro. Comunque, tornando sui prodotti Mulac, ho deciso di prendere 2 prodotti nuovi che non ho mai provato, e un prodotto l'ho ripreso perché mi è piaciuto. Allora, quello che ho ripreso è lo scrub esfoliante per viso. L'ho finito, la confezione vecchia l'ho completamente finito, sono rimasta soddisfatta del prodotto e quindi l'ho ripreso. Praticamente questo scrub io lo uso alla sera prima di farmi la doccia, solamente sul viso, ma quando che non ho intenzione di farmi una maschera, perché di solito ho sia lo scrub che la maschera e faccio la combo dei 2 prodotti, ma non lo faccio tutte le sere. Delle sere mi accontento di pulirmi il viso e basta, e preferisco utilizzare questo scrub di Mulac, che è un scrub tranquillo. Mi sono trovata bene. Di questo scrub della stessa linea con la confezione arancione c'è anche una maschera viso da fare dopo lo scrub, ma sinceramente io non mi sono trovata bene, per cui la maschera non l'ho neanche ripresa, e ho ripreso solo lo scrub. I 2 prodotti nuovi che invece ho voluto prendere sono questi 2. Uno è l'acqua micellare e uno è lo struccante bifasico. Mai provati, sono delle novità in casa Mulac, e anche per me sono delle novità, e ho deciso di provare a prenderli, visto che erano anche scontati. Ho detto, ma sì, visto che ci sono, le provo, così mi rendo conto se struccano bene questi 2 prodotti, e soprattutto se oltre a struccare bene non pizzicano gli occhi. Diciamo che forse dal vivo fa un po' schifetto. Comunque questa qui sarebbe la vecchia spazzola dello stesso marchio Tanglet e Zenith che ho. Questa qui invece l'avevo presa da Sephora, che ha questo disegno, ha sempre il discorso dei dentini più lunghi e più corti, però adesso forse messa così vedete che è tutta macchiata di calcare, e c'è calcare anche qui, perché praticamente io la tengo così messa nei portasapone della doccia, ma con il tempo si è veramente rovinata. Oggi giornata da tigotà e da fruttivendolo. Ieri ha sempre piovuto e non mi sono mossa. Oggi c'è un po' di nuvoloso, c'è uno spiraglio di sole e non dovrebbe più piovere almeno per 2 o 3 giorni. Comunque sempre può cambiare il meteo. Allora adesso scendo, aspetto 5 minuti, che sono meno 5 alle 9, giusto che aprano, e poi vado a fare la spesa qui da Tigotà
Volevo andare dal fruttivendolo a prendermi un po' di cose, visto che ieri c'era il mercato agricolo a Castelfranco, ma vi giuro pioveva e ventava troppo e non ci sono andata. Per cui un po' di verdura vado a prenderla dal fruttivendolo. Poi per quanto riguarda il discorso delle borse che vi avevo accennato, che vi avevo detto che da Castelfranco in zona non c'era nessun altro, ho provato ad informarmi su internet nella zona di Montebelluna se ci sono pelletterie, vendita borse, e ne ho trovati due. Sono tutte verso il centro, però una zona che di solito non bazzico molto, e per cui eventualmente potrei un giorno farci un giro da quella zona e vedere loro che borse che hanno. Allora, eccoci qui per questo svuota la spesa di Tivotà. Questo è più o meno quello che ho preso. Allora, ho preso Mister Muscolo vi dico anche quanto ci ho dato. Allora, Mister Muscolo ci ho dato 1,75 euro. In totale ho speso 38,37 euro. Allora, il Mister Muscolo 1,75 euro. Poi ho preso questi due dentifrici. Uno mi è sembrato più adatto per la protezione, uno per il sbiancamento. Allora, quello per il sbiancamento ci ho dato 2,75 euro, mentre quello per la protezione 2,50 euro. Poi ho preso questo deodorante Sauber, il deodorante Sauber, aspettate, l'ho trovato per 2,75 euro. Visto che non costavano molto, ho deciso di prendere questa confezione di 50 pezzi di mascherine, sperando che mi vadano bene, perché nel totale del prezzo non costavano 50 centesimi, ma 30. Per cui ho deciso di prenderle e le ho pagate 14,90 euro di 50 pezzi, sperando che siano adatte che siano di quelle piccoline, non troppo grandi, perché mi sono accorta che in farmacia ne trovo quelle che trovo, e però ne fanno arrivare di più grande, delle volte di più piccole, per cui per il mio viso il formato più piccolo è più adatto. Queste non so che formato abbiano, ma spero bene. Poi ho preso panno carta tutto e l'ho pagato 2,25 euro, che ci sono dentro i classici 2 rotoli. Un ammorbidente Tesori d'Oriente, questa volta l'ho preso al muschio bianco e l'ho pagato 1,89 euro. Per lavare i piatti a mano ho preso questa confezione di Nels, aceto e lavanda, e questa qui l'ho pagata 1,08 euro. E per finire, che neanche lo tiro fuori dal sacchetto, ho preso una confezione grande di Calgon e guardando sullo scontrino il Calgon l'ho pagato 8,50 euro. Mentre questa è la spesa fatta dal fruttivendolo. Allora, se riesco a non perdermi vi dico anche i prezzi. Ho preso una melanzana e l'ho pagata 1,56 euro, questa qui. Poi ho preso giuste 5 clementine che voglio assaggiarle prima di prenderne di più, 1,32 euro. Uva bianca l'ho pagata 4,12 euro, però ne ho presa abbastanza. La confezione di insalata 1 euro. I cavoletti di Bruxelles, che sono qui, ci ho dato 1,90 euro. Poi il broccolo che è qui dentro ci ho dato 1,11 euro. Il cappuccio che è di qua
ci ho dato 1,18 euro e per finire ci ho dato delle noci sgusciate 4,65 euro, mentre dei pistacchi 3,67 euro. In totale ho speso 20,51 euro, e però più a parte l'uva e le clementine, il resto sono tutti prodotti che e l'insalata e la melanzana, il broccolo e il cappuccio tendo a fare anche i cavoletti di Bruxelles, tendo a fare la verdura cotta, visto che inizia a fare freschetto ed è buona anche cotta. C'è questo riflesso che viene da dietro, che c'è il sole qui dietro. Comunque sono qui a Vedelago che sto aspettando sia le castagne che il pasticcio di pesce e devo aspettare una mezz'oretta. Cioè, praticamente, come vi avevo detto, mi aveva detto che verso le 5, mi sembra sulla clip precedente di avervelo detto, che dalle 5 in poi ci dovevano essere le castagne. Allora ho iniziato a fare il giro. Beh, prima sono passata da Piazza Italia e ho dato un po' un'occhiata se ci sono novità, visto che ho ancora un buono da 5 euro da spendere entro fine mese. Ma per il momento non ho visto niente che proprio mi ispirasse, allora per il momento non ho usufruito del buono e aspetto la prossima settimana, tanto no, non siamo a fine mese, non è scaduto. E poi ho pensato vado a prendermi il pesce e anche le castagne, soltanto che è tutto più ritardato. Allora praticamente le castagne sono le 5 e mi ha detto passa tra un'oretta, per cui arrivano quasi le 6. E nel frattempo però ero passata dal pesce a prendermi un po' di sugo per fare una pasta e avevo sul pasticcio e mi ha detto 20 minuti, mezz'ora ed è pronto anche il pasticcio, per cui ho pensato aspetto sia pasticcio che castagne, così prendo entrambi. Ok, sono riuscita a fare la spesa per questa sera. Beh, il pasticcio è ancora super caldo, come vi dicevo, l'avevo appena sfornato. Poi ho preso le manzacolle in sour e lì c'è del sugo del pesce. E praticamente penserei questa sera il pasticcio, che è ancora bello caldo in teoria, e la pasta domani sera, boh, vediamo. E di qua sono riuscita a recuperare le caldaroste e ci ho dato 10 euro di 6 etti, sì, perché erano 5 euro di 3 etti e mi sembravano poche, per cui ho deciso di prenderne 6 etti al posto di 3 e ci ho dato 10 euro. I capelli sono quello che sono perché ho iniziato a portare il berrettino. Comunque, a parte questo, nel frattempo che aspettavo che fosse pronto il pasticcio e le caldaroste, ho girato un po' su internet, sul sito di Sephora, e ho scoperto che è uscita una nuova palette di KVD Vegan Beauty. È carina, ma non sono proprio propensa all'acquisto, per cui non so se la prendo. Però ho visto un'altra cosa che invece mi interesserebbe veramente prendere, un kit di 3 rossettini mini di Charlotte Tilbury che veramente mi ispirano. C'è il classico Pillow Talk, un malva e un rosso, per capirci le colorazioni, e come costa 31 euro questi 3 mini rossetti. Non so quanto mini siano perché non ho guardato la grammatura, però facendo conto che un solo rossetto costa sui 30 euro, quasi quasi questo kit è molto conveniente perché si provano 3 colorazioni del marchio. E questo qui mi interessa. Vediamo se riesco domani mattina ad andare fino da Sephora o se lo prendo via internet, vediamo come mi organizzo. Però questo kit mi interessa veramente. Ok, adesso mi metto comoda visto che la cena l'ho già pronta e basta. Ed eccoci a domenica. Sono qui in pigiamino, con il pigiamino di San Valentino dell'anno scorso di Tezenis, e in teoria ci stiamo preparando per andare a Tovena, che dovrebbero fare tipo una manifestazione barra sagretta. Vediamo come arriviamo lì. Io ho telefonato per prenotare il posto,
mi hanno detto che c'è il posto, che c'è anche un mercatino, per cui vediamo quando, se riusciamo ad arrivarci. E ok, allora adesso mi preparo per andare su questo posto che si chiama Toen, il paese si chiama Toen, è una frazione di Cison di Valmarino e in provincia di Treviso. Vi stavo dicendo Belluno, poi mi sono corretta perché mi sono ricordata che quando lo cercavo per il meteo sulla provincia di Belluno non c'era nessun Cison o Tovena, per cui mi sono ricordata che è in provincia di Treviso. Vi faccio vedere il semplice abbigliamento che mi metto, come sempre jeans e maglioncino, comunque un attimo ve li faccio vedere. Metto questi jeans qui, questi dovrebbero essere di, se non erro, vedendo qui, non mi ricordo più se li ho presi da Piazza Italia o da OVS, perché sono le due, a parte quelli della Lee che li prendo dal negozio che si chiama Nico. Se trovo jeans a vita alta e morbidi li prendo anche da Piazza Italia o da OVS, sinceramente questi non me li ricordo dove. Comunque il maglioncino, questi sono i calzettini per le scarpe da ginnastica, questo è uno degli ultimi maglioncini presi da Piazza Italia e sono quelli che hanno il luccichio anche, e questo sarà il mio abbigliamento. Naturalmente dopo sopra la mia solita felpina con la sciarpina. Molto semplice, però io sto comoda così, anche perché dove devo andare sono i banchi da sagra, per cui non è che devo andare a un ristorante di lusso, che devo mettere chissà quale abbigliamento. E pensandoci, se dovessi andare su un ristorante di lusso, no, non saprei neanche cosa mettermi, forse non avrei neanche niente nell'armadio, perché di solito vivo in jeans e maglioncino.
l'unica fermata la facciamo a Combay, dove c'è la festa delle castagne. Vedete che qui dentro ci sono un po' di macchine parcheggiate, c'è un po' di gente qui e vediamo cosa troviamo. Quindi sicuramente troveremo le castagne. In realtà Mi sono appartata un po', spero che mi sentiate, perché c'è un po' di gente. Comunque per mangiare i marroni siamo costretti a fare una passeggiata di un'oretta. Qui adesso vediamo che riprese che riesco a fare. E questa passeggiata è anche organizzata e costa 9 euro, per cui si fa un'ora di passeggiata. Poi si arriva su un posto dove ti danno da bere e le castagne cotte, perché qui, come facevano l'anno scorso, che si arrivava te le davano direttamente, non c'è niente. Ed eccomi tornata da questo giretto, per cui vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso i pasticciotti con la crema ai marroni, questo è un altro dolcetto con un'altra cremina. Poi qui ho preso dei formaggi e mezzo salame di malga. Di qua ci sono le castagne avanzate, che ne abbiamo preso anche un sacchetto in più, giusto per tenerle di riserva. Qui dentro, adesso vorrei farvela vedere, c'è la trippa che a me non piace molto, però a Davide piace e ha voluto portarsene a casa un po' per la cena di questa sera. Poi di qua ho preso una crostatina, un dolcetto così con la crema di castagne. Poi ho preso la marmellata di marroni, questa qui, e di qua ho preso il miele di castagne. Allora questa qui sarebbe tutta la spesuccia. Ok, anche questa domenica è passata, visto che di solito concludo i miei vlog di domenica, anche in questo caso l'ho concluso di domenica. Io, come avete visto, ho passato la domenica un po' in giro, anche per oggi sono riuscita a recuperare qualche manifestazione da cui andare, non lo so domenica prossima, ma intanto per questa domenica abbiamo fatto un po' di cose.
domenica prossima vediamo cosa il programma propone. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!